Mamma mia come tardi, sono già le 11 e mio marito non è ancora arrivato, io sono in pensiero. Che barba, come mi annoio. È arrivato mio maritino, va, fortuna. Ah, scusi. Ma non fare il cretino, sono io, no? Ma cosa c'hai? E c'ho tutto. Sono raffreddata, ho la tonsillite, la raucedine e l'infiammazione alle corde vocali. Ho capito, ma la cuffietta lì, i guanti, per cosa? Perché c'ho l'artrosi, c'ho un dolore all'artrosi cervicale che mi va da qui, mi va fin qua dietro, guarda. E poi c'ho anche tutta l'artrosi delle mani, c'ho un male. Non mi dai neanche un bacino? No. Hai paura dei microbi? No, non dei microbi. Sei stanco? Distrutto. Perché sei tornato così tardi? Guarda perché. Ho bucato e non riuscivo a cambiare la ruota, poi si è rotta la pompa della benzina, insomma, per fare 100 km ci ho messo 7 ore, va bene, 7 ore. Sì, vabbè, ma adesso sei a casa della tua mogliettina? Ah, sì, valeva la pena di soffrire tanto per vedere sta cosa qua. Ma cosa dici? Sto facendo gli esercizi per le corde vocali, no? C'ho una serata dove devo fare sbirullino. Hai fame tu? Sì. Anch'io. Beh, allora mangiamo qualcosa? Non c'è più niente. Come c'è più niente? Non c'è più niente perché sono andata a mangiare tutto, non sapevo cosa fare. Ma la tata non ha fatto la spesa? Ma no, la tata l'ho mandata via perché quando mi sono accorta che ero malata, l'ho mandata via perché sennò dopo si ammalava anche lei, no? E allora non c'è niente? No, non c'è niente, proprio niente. Ma da quando stai male? Sto male da quando sei partito tu, no? Sono 2 giorni che sono a letto, ma che bel weekend che ho fatto, va. Potevi venire dai Filippotti. Ma no, ma lo sai che io mi annoio a fare il weekend di campagna e poi in casa dei produttori, a me non mi piace. Vabbè, ma il medico che dice? E cosa dice? Ha detto così che devo stare a letto per 2 giorni, che mi posso alzare solo per andare a mangiare. Ma siccome non c'è più niente, cosa mi alzo a fare, no? Ciao, dai, raccontami questo viaggio disastroso, dai. Ma senti, è incredibile. Dunque io mi metto sulla macchina, tutto tranquillo. Sì, com'è andata? No, sto appunto raccontando. Dopo una ventina di... No, ma io non dico con la macchina, dico come è andata col produttore, col Filippotti. Ah, bene. Dunque, mi metto lì sulla macchina. Com'era il Filippotti? Com'era? Lo conosci, no? Com'era? No, io dico com'era d'umore, era allegro? Normale. Così abbiamo parlato del copione, ha fatto 2 o 3 osservazioni abbastanza giuste. Senti, ma secondo te... Dicevo che a un certo... Sì, dimmi. Secondo te il Filippotti era proprio normale? E dagli! Ma era normale, ma te che te ne importa com'era? No, siccome io ho saputo che lui c'ha un'amichetta, capito? Allora io volevo sapere... Allora cosa? Tu lo sai chi è? Ma cosa non importa a me chi è? È la Pezzotti. Sì. È quello che fa lo spogliarello a Teleporco. Ma no, a me non mi interessa, guarda, non mi interessa. Nemmeno a me, figurati. Ma siccome lei lo tradisce con il Prati... E chi è il Prati? L'ingegnere o l'architetto, non lo so chi è. Quello che ha la sorella, la Giovanna, che è l'amica del Bonetti. Vabbè, io non li conosco. Fa niente. Io ti chiedevo com'era il Filippotti per sapere se lui lo sa. Ma se tu dici che lui era normale, allora vuol dire che non lo sa. Ma io non lo so se lui lo sa o non lo sa, ma... Meno male. Senti, ma la ruota l'hai cambiata poi? La ruota. Sì, la ruota, ma non subito. A un certo momento sento proprio a una curva la macchina che mi parte. Tu pensa un po'. Aspetta. Aspetta cosa? Che ci penso. Ma no,
Ma è un modo di dire, pensa un po' come mi sono sentito io. E pensa come mi sono sentita io. Lo sai che ho avuto anche 38,2 io di febbre. Ma cosa c'entra? Io sto dicendo, pensa un po', io mi sono sentito morire solo di notte, cambiare la ruota, capisci? Ma figurati se da te lo conosci il Prati, te lo conosci il Prati. Ma io no, può darsi anche che lo conosca il Prati, ma non me ne frega niente di questo Prati. Non voglio sentir parlare di questo Prati. Oh. Tanto io lo so perché tu non vuoi sentir parlare di questo Prati. È perché ti dà fastidio che la sorella vada con il Bonetti. A me? Sì, a te. Sì, certo. Che con la sorella ci hai fatto anche il cretino. Ma quando mai? Quando mai non conosce il Prati, lui che ci ha sempre fatto il cretino con la sorella. Ma cosa stai dicendo? Tanto adesso la sorella va col Bonetti, tiè. Guarda che io di questa Giovanna, di questo Prati, non ho mai sentito parlare, mai. Poi cosa ci avrà questa Giovanna? Cos'è, più bella di me? Più brutta, no di certo, Cosa c'entra? Io sono stata malata, ho avuto anche 38,2, sai? Sì, lo so. Ma quando è venuto il dottore? Non è mica venuto. Ma prima hai detto che ti ha visitato. Sì, mi ha visitato per telefono, no? Ha detto che c'ha il raffreddore, la laringite, l'infiammazione delle corde vocali. Sì, d'accordo. Ti ha dato le medicine? Sì. L'hai fatte comprare? No. Ma perché no? Perché ce le avevamo in casa, no? Siamo pieni di medicine. Ma sei sicura? Sì, guarda, questo qui, guarda. Sono tutte le medicine, guarda qui, guarda. Guarda quanto ce n'è. Questo è un antibiotico, Questo va è un bene. antibiotico, va bene. Questo è un vitamina, vanno Questo è bene. una vitamina, va bene. Ma questo che c'entra? Ma sei sicura che te l'ha ordinato il dottore? No, non mi ha dato proprio questo, però il nome ci assomiglia, vedi? Ma come ci assomiglia? Ma questa è una purga fortissima. Lo vedi come sei deficiente? È una purga. Ti fai dare le medicine per telefono, poi ignorante come sei, confondi una medicina con un'altra. Sei tu deficiente. Io? E perché? Perché sì, perché io l'ho presa questa medicina, no? E stavo benissimo. Adesso però che so che è una purga, magari dopo mi fa effetto. Adesso perché te l'ho detto io ti fa effetto? Certo, perché è una questione psicologica, una questione psicosomatica, no? Sì, psichiatrica. Buonanotte. Cosa fai? Come cosa faccio? Dormo, sono stanco morto. E io sono malata. E a maggior ragione, allora riposa anche tu. Sei malata, dormiamo tutti e due. Ecco. Oh. Pronto, Vittoria? Ciao Vittoria, no, non sono Giuseppe, sono Sandra. Sì, c'è la raffreddore, la tossillite, la roncedi e l'infiammazione delle corde vocali. Scusa un attimo, Vittoria, scusa, Cosa c'è? Ti dà fastidio la luce? Aspetta. Ecco. Pronto? Senti, sai che ho avuto anche la febbre a 38,2? Sì, ma è buono che per fortuna avevo paura, sai. Adesso dorme, è stanco poverino, però è buono, sai. È solo un po' bugiardo. Senti, te la ricordi la sorella del Prati, la Giovanna? Ti ricordi che Raimondo gli faceva il filo? Lui dice che non se la ricorda, che non le faceva il filo, che non sa chi è. Scusa un attimo, scusa, Cosa c'è? Ma come cosa c'è? Ma come può dormire uno con una pentola di fagioli che bolle qui vicino? Ma ti dà fastidio che telefono o ti dà fastidio quello che dico? Ma di quello che dici non me ne frega niente, mi dà fastidio questo borbottio continuo. Aspetta un momento. Aspetta, scusa un attimo, Vittoria. Ti richiamo tra un pochino, aspetta un attimo. Ma dove vai? Vado nel soggiorno a telefonare così non ti do fastidio. Ma perché non dormi? Ma perché sono sempre stata a letto, non lo santo, come te lo devo dire? Oh. Sandra! Sandra! Cosa
cosa cerco? Ma come cosa c'è? C'è che ogni numero che fai di là col telefono qui fa drin drin, drin drin, drin drin, drin drin. E non è possibile. Già c'hai ragione perché è collegato, e allora? E allora cosa? Stai qui, stai buono, mettiti a dormire, fammi dormire anche a me che mi devo alzare presto domattina. Oh! A, E, I, O, U. Cosa fai adesso? Ma te l'ho detto che devo fare gli esercizi per le corde Ma quali vocali. esercizi, le corde vocali? Ma quali esercizi? Dove vai? Vado a fare una doccia. Una doccia? Una doccia fredda per calmarmi. Guarda che le docce fredde le fanno i matti. E io sono matto, guarda un po', sono matto. E sai che faccio dopo? Esco, me ne vado da questa casa. Ecco. Tanto è inutile che vai dalla Giovanna perché c'è il Bonetti. Per fare solo Giovanna. Ai ai ai. Ai 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 ai. Ecco, io vorrei sapere perché me l'ha detto. Perché me l'ha detto? Raimondo! Raimondo! Che c'è? Apri per piacere! Ma che è successo? Ho preso coscienza, dai! Cosa? Ho preso coscienza! Ma di che? Che quella medicina è una purga, apri! Dai, per piacere! Ma come? Per Ah, ma- piacere, prima medicina e cose! Ma cosa fa lei qui in casa mia, nella mia camera da letto? Perché la scenetta non è finita. No, non è finita. No, mi dia retta, Sorremo, è meglio che finisce qui senza ulteriori approfondimenti. E perché? E qui siamo arrivati alla purga, la signora che sta nel bagno. Lei che è mezzo nudo. No, per carità. Andiamo un po' sul pesante, sul volgare. Ma quale pesante, quale volgare? Qui è tutto un sottile giuoco di umorismo. E questo lei lo chiamerebbe umorismo. Ma come ci ha voluto il rubinetto, poi c'è addirittura lo sciacquone. Ma che? Dia retta, Sorremo, vada. Ma dove vado? Dove? Vanno avanti allo spettacolo a presentare il ballo da Parisi. Ma come no? così lo presento? Ma lo deve presentare lei. Ma io mi devo anche cambiare, lo presenti lei? Ma come io? Ma vada lei a presentarlo. Io devo andare- Sì, vada lei, io mi devo cambiare. Devo mettermi lo smoking. Datemi lo smoking. Datemi lo smoking che mi devo cambiare. Occupato!